Ore 2:45, l'esplosione è udibile a centinaia di metri. La carica esplosiva ha completamente distrutto il postamat. Subito scatta l'allarme dell'ufficio postale di Vedelago. I banditi pensavano ormai di avere messo a segno il colpo, ma grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, ai malfattori è rimasta solo la fuga. Le pattuglie della locale stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto sono giunte immediatamente presso l'ufficio postale di Via Giorgione, dove i malviventi, utilizzando dell'esplosivo, avevano fatto saltare in aria lo sportello postamat per poi prelevare indisturbati il contante. Non avevano calcolato però dell'immediato intervento di due equipaggi dei carabinieri allertati dall'attivazione del sistema d'allarme. I malviventi, visto la malparata, non hanno potuto far altro che fuggire senza riuscire a rubare nulla. I danni sono in fase di quantificazione, ma sarebbero ingenti. Gli investigatori ora passeranno al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Hanno fatto questo assalto che per fortuna è finito senza feriti e senza appunto coinvolgimento di persone. È una zona coperta da telecamere, infatti le forze dell'ordine, i carabinieri, che approfitto per ringraziare per il loro operato perché sono sempre pronti a monitorare e a dare la sicurezza al nostro territorio, stanno già procedendo alle indagini, quindi continueranno nel loro lavoro e spero anche quanto prima riescono anche a capire di chi stiamo parlando.